Io penso, allora, quali altre richieste? appunto per rilanciare il discorso di prima, trovare delle soluzioni, perché la bacchetta magica qua non c'è, siamo sicuri. Il punto 4, trovare soluzioni ponte tra le dimissioni post ricovero ospedaliero e i servizi territoriali per assicurare la continuità assistenziale, no? Questo è importantissimo. Organizzazione e risorse devono favorire la possibilità per le persone anziane di stare il più possibile a casa quando è possibile questo. Luogo di vita e di relazioni. Naturalmente, come diceva lei prima, io capisco che il problema dell'anziano, ci sono molte patologie che appunto a rimanere in casa, a rimanere tutto il giorno, a essere passivo, sono veramente veicoli di poter andare in, come si dice, in depressione, così generare tutta una serie. Addirittura io ho assistito a un convegno che si parlava dell'Alzheimer, addirittura che può aumentare la possibilità di poter proprio di andare in Alzheimer, no? Il fatto di fare una vita sedentaria, una vita senza relazioni, tutte quelle cose, però purtroppo ci sono delle situazioni, ma quelle alla fine le situazioni sono molte volte quelle economiche. Le case strutture, quelle protette, sarebbe una cosa meravigliosa fare quelle case, però ci vuole soldi e fondi e bisogna prepararsi per il futuro. Probabilmente le cose adesso stanno arrivando, ma bisogna che il legislatore si prepari per il prossimo futuro che è già presente. Ecco, lei ha detto una cosa sacrosanta, effettivamente bisogna prepararsi perché il futuro è già presente. È già presente. E in questo punto di vista il patronato che aiuto può dare? L'aiuto principale è quello di orientare delle famiglie in difficoltà dando delle indicazioni utili. Su dove possono essere strutture più idonee? Sì, questo non è specifico dell'attività del patronato, ma sicuramente anche su indicazione dell'ANAP. Esatto, collaborazione. Questo in qualche maniera ci stiamo orientando a dare un servizio più esteso, cioè proprio la possibilità di dare dei consigli e delle indicazioni alle famiglie che possano fare le scelte giuste. Perché poi il problema sempre quando mi capita, io non è che ho bisogno di avere 10 uffici che mi dicono ognuno per la propria competenza, ma ho bisogno di avere un orientamento unico. Allora questo sicuramente è compito del pubblico, però anche noi come parte di questa società che animiamo e componiamo abbiamo questa urgenza di riuscire a dare risposte efficaci alle persone. Perché il senso di smarrimento dei familiari è alto, il senso di disagio è profondo e il rischio di non fare per tempo le scelte giuste è alto e compromette in qualche maniera gli equilibri di salute delle persone. Tra l'altro c'è l'altra questione che emerge sempre più, che ci sono questi grandi anziani, quindi persone che arrivano ai 90-100 anni, con i figli che hanno 60-70 anni. Quindi viene anche da sorridere perché il figlio stesso che ha i suoi problemi perché magari è appena andato in pensione eccetera, qualche acciacco, deve provvedere al mega anziano genitore che c'è questo fenomeno in crescita, c'è anche quello delle persone relativamente giovani che cominciano più per tempo ad avere problemi di demenza, di Alzheimer, un fenomeno che sta crescendo e sta preoccupando sia da un punto di vista sanitario, perché allora in quel caso noi abbiamo dei figli ancora giovani che stanno per costruirsi una famiglia e che sono coinvolti nella gestione di un genitore che precocemente accusa questo tipo di problemi. Infatti lì diventa veramente una cosa... Anche appunto per le mutate condizioni delle famiglie, perché adesso si fanno figli a 50 anni. Cioè, gli uomini si può fare un figlio a 50 anni e non ha le donne, magari un po' meno biologicamente, però vediamo che 40 tranquilli. 40 tranquilli. Allora, per avere un figlio maggiorenne cominciano già ad avere 70 anni, cioè voglio dire, i problemi diventano molto più importanti, no? No, ma poi tenendo conto che un figlio fino a 30 anni un lavoro non riesce a trovarlo. Oltretutto c'è anche quello, cosa vuol dire? Che uno dovrà fare il padre quando invece dovrebbe essere un bisnonno, faccio per dire, con i problemi che probabilmente non riuscirà neanche lui a risolvere. Ecco che con le mutate condizioni delle famiglie che sono improrogabili, ma perché si vedono tutti i giorni, per esempio bisogna incentivare sicuramente, la Regione Veneto c'è già la legge, l'amministratore di sostegno. L'amministratore di sostegno diventerà una figura importantissima negli anziani, quelli soli, è importantissima perché potrà avere il sostegno dell'amministratore per poter
essere protetto. Anche quello è una delle cose che noi chiediamo, di poter incentivare questo. Poi quando la legge è stata fatta che non per forza l'amministratore di sostegno deve essere per forza o un nominato dal magistrato, che sia un avvocato, che sia un chissà, ma può essere anche uno della famiglia, assolutamente, anche sì, all'interno della famiglia, naturalmente con delle sì, ma lì infatti abbiamo parlato anche recentemente, l'amministratore di sostegno esterno alla famiglia quando nell'ambito della famiglia non ci sono accordi o non c'è una famiglia, perché può anche essere che la persona non, se il punto è il figlio all'estero, non può essere amministratore di sostegno del proprio genitore nella fattispecie, perché deve provvedere a tutte le cose dell'ordinario, insomma, alle fabbisogni dell'ordinario, per cui può essersi un professionista esterno oppure anche all'interno della famiglia a seconda delle situazioni. Certo, no? certo. È vero questo, è vero anche che oggi le persone anziane hanno un'aspettativa di vita più lunga, ma anche una possibilità di dare un contributo alla vita sociale e civile più lungo, nel senso che sì, oggi si riesce a far convivere la patologia e la cronicità anche con la lucidità e con la possibilità di essere attivi. Ecco, la sfida è anche questo. Avere persone che magari per l'età si portano addosso delle condizioni fisiche in parte compromesse e nello stesso tempo possono trovare le condizioni con cui dare il loro contributo alla vita sociale. Assolutamente, questo è importante. Questo sarebbe una sfida molto bella, insomma, per cui è vero che i giovani diventano genitori più avanti con l'età, però è anche vero che chi è avanti con l'età rispetto a una volta può dare ancora molto a questo territorio. E la legge sull'invecchiamento attivo che è stata varata dall'assessore Lanzarin è andato in questa direzione. In questa direzione, tanto è vero che è già un paio d'anni che fanno i bandi con le strutture per poter incentivare qualsiasi attività che serve per mantenere attivi gli anziani, perché per tutte quelle cose che sono collegate alla solitudine, quelle robe lì che sono pericolosissime. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, il tempo a disposizione è finito, grazie quindi ai nostri ospiti e a voi di averci seguito, appuntamento come sempre, a domani, grazie.